Ci troviamo in via del Seminario a Portogruaro, di fronte a quella che è stata per molti anni la sede distaccata del Tribunale di Venezia. Assieme a noi c'è il neosegretario della Lega Nord per il Veneto Orientale, Maurizio Malizia. Segretario, ci può dire perché questo pomeriggio, assieme ad altri militanti della Lega, avete affisso alcuni volantini sul portone dell'ormai ex tribunale? La nostra iniziativa nasce a garanzia del territorio, a garanzia dei nostri cittadini, perché comunque stanno svendendo il territorio. Gli organi principali di questo paese stanno svendendo il territorio, nel senso che vogliono chiudere la Polfer, hanno già chiuso i tribunali, per cui vuol dire lasciare libero arbitrio ai delinquenti, e questo non va bene. Noi siamo vicini al nostro territorio, per cui siamo vicini alla gente. Essendo vicini alla gente bisogna dare fatti e non parole. Un fatto concreto era quello di venire a protestare accendendo dei lumini sotto la porta del tribunale di Portogruaro, perché in senso è un segnale vivo che noi vogliamo la sicurezza sul nostro territorio, vogliamo la sicurezza per i nostri cittadini, e non è togliendo le sedi istituzionali che dovrebbero gestire il territorio che si garantisce la sicurezza per i nostri cittadini e per il nostro popolo. Per cui noi continueremo con queste azioni, cioè di disturbo, facendo capire che comunque va salvaguardata la nostra gente, e non è togliendo la Polfer, togliendo i commissariati, togliendo la polizia dal territorio che si risolvono questi problemi. Ma secondo lei tutte queste, depauperamento del territorio dipende anche dalle forze che ci governano e quindi dal Partito Democratico? Sicuramente causa anche loro, dal momento che loro sono al governo in questo momento e decidono di fare dei tagli e vanno sempre a scapito dei cittadini. Sì, perché se non sbaglio questi tagli erano previsti dalla spending review quando c'era Monti, no? Sì, però il problema è solo uno, cioè noi in questo momento siamo in mano alla delinquenza. Questo paese sta tagliando sulla sicurezza, dove dovremmo invece garantire la sicurezza. Dovremmo garantire la sicurezza nelle nostre case, non dovremmo dare la possibilità ai ladri di poter entrare e fare quello che vogliono sulle nostre case, sul nostro territorio. Per cui adesso è il PD al governo e sta portando avanti questa politica. Se è stata iniziata da Monti, non per questo è una politica corretta, dovrebbero cambiare. Adesso c'è il nuovo presidente del primo ministro, il primo ministro si dichiara vicino alla gente, ma per la gente mi sembra che non stia facendo niente. Qualcosa di utile sarebbe riconquistare il territorio, garantire alla gente la sicurezza nelle proprie case, ed è quello che vuole la Lega, perché la Lega fondamentalmente opera vicino alla gente e per la sicurezza del proprio territorio. Quindi la gente chiede sicurezza, invece il governo chiede solo tasse ai propri cittadini. Ecco, l'hai detto tu in sintesi, per cui questo territorio è abituato a pagare. Noi siamo come Veneto e come Veneti il bancomat di Roma, per cui siamo stanchi di questa situazione, per cui invito anche i cittadini. In queste settimane stiamo raccogliendo le firme per quanto riguarda il referendum sull'indipendenza. Diamo un segnale a Roma sovrana, perché siamo stufi di essere schiavi di Roma.